E ritorniamo in diretta qui su Radio.0, andiamo a parlare di acqua, risorsa essenziale e anche per l'agricoltura rappresenta il fattore determinante per garantire alle colture rese elevate e produzioni di qualità. Si tratta però di una risorsa limitata, sempre più preziosa, lo sappiamo, quindi deve essere utilizzata in modo tale da massimizzare proprio l'efficienza, salvo poi doverne gestire anche gli eccessi causati da piogge concentrate che causano disastrose alluvioni come è successo recentemente in Romagna. Per affrontare questi problemi, individuare le soluzioni più appropriate da gestire, anche specifici finanziamenti, la Regione Friuli Venezia Giulia ha organizzato un convegno che si terrà il 6 settembre alla Fiera di Udine a partire dalle ore 9, un incontro organizzato nell'ambito di una convenzione avviata da ERSA, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia, AMBI, Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazione, e CER, Consorzio di secondo grado per il canale Emiliano Romagnolo. La realizzazione dell'evento è a cura di Udine Gorizia Fiere e Pordenone Fiere. Andiamo a sentire in questo servizio quindi l'assessore regionale alle risorse agroalimentari Stefano Zaniari, il presidente di Pordenone Fiere Pugliatti, il presidente di Udine Gorizia Fiere Di Piazza e il direttore ERSA Francesco Minussi. Arriviamo a un evento importante, un evento pensato da tempo, un evento che nasce in sinergia con le società fiere della nostra regione, con ERSA, con il canale Emiliano Romagnolo, con il sistema dei consorzi di bonifica, ma con un parterre tecnico-scientifico d'eccezione dove andremo in un momento di più che un convegno, di un tavolo di lavoro a spiegare e a valutare quelle che sono le componenti tecniche scientifiche, ma anche a toccare con mano quelle che sono le innovazioni tecnologiche che consentono agli operatori un vero utilizzo efficiente dell'acqua. Questo sarà un percorso che era già iniziato da tempo, ma che si implementerà anche nei prossimi anni e consentirà di avere un aggiornamento continuo e una capacità continua del nostro sistema di adeguarsi a una condizione che non è stata minimamente mutata dal fatto che questa stagione è una stagione con piovosità all'interno di un range di normalità. Gli eventi atmosferici avversi che sono accaduti hanno creato un danno enorme, ma non è certo questo ad aver cambiato il fatto che la risorsa idrica andrà utilizzata in modo intelligente. Iniziativa importante grazie all'assessore della nostra regione che ha portato in campo tutto ciò che serve per questa meravigliosa iniziativa legata all'acqua, di come ottimizzare nel futuro, di come non sprecarla e anche di come far vedere le nostre aziende, di far vedere alle nostre aziende il punto di vista di questa regione, che è una regione importante, la nostra regione. Pordenone Fiere insieme a Udine e Gorizia Fiere si sono messi a disposizione dell'assessore che ci ha coinvolti proprio perché, essendo espressione di territorio, non hanno confini ma hanno un fine comune, quello di essere utili in questo caso a tutti quelli che abitano nella nostra regione. È fondamentale che tutto il Friuli Venezia Giulia prenda contezza della necessità che ora più che mai, e con l'andare degli anni vi sarà ancora di più, vi è la necessità di una riserva d'acqua, di tutelare le nostre riserve e di ottimizzarle. Lo spreco dell'acqua ormai non è più possibile, è necessario verificare che tutte le falde siano in qualche modo utilizzate al meglio, perché da qui a qualche tempo è vero che abbiamo dei momenti in cui vi è un eccesso di piovosità come quest'anno, ma l'anno scorso ricordo molti amici vignaioli e comunque agricoltori in generale mi dicevano non riusciamo a bagnare i nostri campi, questo perché vi era una penuria d'acqua, quindi questo sbalzo di situazione è sempre più cocente e sempre più presente. Una bella sinergia per presentare da un lato quelle che sono le conoscenze più evolute attualmente in relazione alle tecniche che permettono di fare un'agricoltura con l'utilizzo della minor quantità di acqua possibile quando è necessario irrigare. Poi dall'altro lato un momento espositivo che consentirà di vedere, toccare con mano, vedere come funzionano quelli che sono invece gli strumenti tecnologici che sono evoluti in questi ultimi anni per appunto consentire di portare l'acqua per l'irrigazione dove serve, quando serve e solo quando serve e nella minore quantità possibile, cioè solo quella che effettivamente serve. Quindi ci sarà un momento espositivo realizzato con la collaborazione del Consorzio per il canale Emiliano Romagnolo che porta qui quello che si chiama il cosiddetto Acqua Campus, un'iniziativa che avevamo già iniziato a sviluppare lo scorso anno nell'ambito della sede di ERSA di Pozzuolo. E in questo caso l'obiettivo è quello di far vedere questo tipo di cose al maggior numero possibile di agricoltori, di aziende agricole interessate, perché è chiaro che soltanto diffondendo molto
queste tecnologie, queste metodologie, riusciremo a raggiungere l'obiettivo che abbiamo, cioè che è quello di continuare a produrre come stiamo producendo, sapendo però che l'acqua sarà sempre di meno e quindi risparmiandola nel maggior modo possibile. Avete capito quindi un convegno molto importante che si terrà il 6 settembre alla Fiera di Udine. Per maggiori informazioni sono tutte disponibili sul sito dell'iniziativa hydrofuture.it. Continueremo a raccontarvi di più anche qui su Radio.0. Noi ci risentiamo tra poco ancora per parlare di novità.